dovesse essere necessario interverremo in maniera chirurgica al fine di, come dire, alleviare quelle che sono le sofferenze, ahimè, che il mondo delle imprese sta, e non solo, sta attraversando in questi giorni critici, davvero critici. I primi 20 giorni di guerra in Medio Oriente sono stati decisamente più impattanti per le imprese della nostra regione rispetto ai primi 20 giorni del conflitto in Ucraina nel 2022. Oltre ai rincari ben noti del carburante, il gasolio in particolare, il gas è raddoppiato rispetto al periodo pre-conflitto e farà lievitare le bollette. L'assessore Bini ha convocato un tavolo con tutte le principali associazioni di categoria, rappresentanze del mondo produttivo, della distribuzione, della cooperazione e delle organizzazioni sindacali, oltre ai rappresentanti del settore carburanti, per ascoltare esigenze e proposte che consentano di ridurre l'impatto della crisi energetica in corso. Abbiamo fatto un quadro abbastanza puntuale, abbiamo rappresentato le misure già messe in campo durante la crisi dell'Ucraina. Per quanto riguarda il fotovoltaico, sì, continueremo a puntare, tant'è che a breve uscirà il terzo bando con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro. Ricordo anche le dotazioni messe in campo negli anni passati con 90 e rotti milioni di euro, che hanno permesso comunque la realizzazione di impianti che proprio in questi periodi e nei mesi a venire dimostreranno tutta la loro efficacia anche in termini di risparmi concreti per gli imprenditori. Poi abbiamo un sistema del credito agevolato molto performante che non mancherà sicuramente di fare la sua parte qualora necessario. La Regione, assicura Bini, continuerà a monitorare ipotetiche crisi aziendali, ad aprire canali contributivi per l'abbattimento delle bollette e a sollecitare governo ed Europa. Il Temporary Framework è uno strumento che in passato proprio con la guerra in Ucraina ha dato dei risultati positivi. Avanzeremo verso l'Europa queste ulteriori richieste e sicuramente ci saranno delle interlocuzioni, ma so che il governatore Federico l'ha già fatto anche col governo. Quanto la preoccupa l'incertezza della situazione? Parecchio perché non c'è giorno che una dichiarazione faccia sobbalzare i mercati, di conseguenza le borse per quanto riguarda le materie energetiche o le materie prime, con un riflesso immediato su quella che è l'economia reale.